Io prego Alessandra Graha e Roger di venire qua perché immagino che la sala abbia da porre questioni. Non me ne voglia il mio grande capo laggiù in fondo che vedo male perché ho sbagliato occhiali, ma la visita guidata tra 10 minuti non ce la facciamo a farla, possiamo ritardare o c'è un pullman? Ecco, no, perché chiedevo io permesso per... Allora, prima di tutto un grazie davvero molto grande a queste 4 relazioni del pomeriggio, perché siamo passati dai discorsi impegnativi e che non è che fossero lontani dal territorio o dai problemi, ma siamo passati nell'operatività dentro gli ecomusei e ci siamo caduti, diciamo, con grande felicità, perché c'erano tutte persone che ci hanno raccontato la nascita, lo sviluppo e i problemi attuali. Allora, un ecomuseo, il primo, in una zona cuscinetto, molto interessante, questo di Roger, tra Ginevra e la montagna, no? E una zona... Dopo le domande sicuramente verranno fuori, perché qualche altro caso anche italiano c'è. E 3 ecomusei urbani, no? Però con problemi molto diversi, per certi versi. Allora, uno, quello giovanissimo di Alessandra a Milano Nord, dico giovanissimo perché a fronte dei 30 anni che ci portano come esperienza loro, no, evidentemente giovanissimo, neonato in fasce. E poi un ecomuseo urbano ma con problemi di tipo industriale, quindi con un recupero, e avete visto, con dei problemi completamente diversi di patrimonio, Ecco, io ringrazio lei perché ha detto una parola che io amo moltissimo, patrimonializzazione, che io non ho patrimonializzazione, però, che è il processo, però stamattina non ho osato dirlo e poi su questo ragioniamo anche poi magari dopo, è mica solo qui, perché lei ne ha parlato in 2 modi, ma erano alternativi questi 2 modi, perché per lei la patrimonializzazione era sia ciò che le istituzioni fanno per tutelare un patrimonio, sia ciò che, in questo caso, gli operai fanno per tutelare lo stesso patrimonio, giusto? O no? O io sono stata una che ha avuto una visione? Te lo diciamo dopo, vabbè, comunque lei, no, perché se no non è giusto tempo. Allora, uno con i problemi dell'industrializzazione e un altro, secondo me formidabile, in cui dei gruppi che abitano in un quartiere, io non lo so se ci sono tante storie simili a quelle del Quebec che tu hai raccontato, perché che in un quartiere ci siano delle persone che di fronte alla trasformazione del quartiere cominciano a dire facciamo un museo, non il terzo mondo ma il fiero mondo, mi sembra già, cioè era già un ecomuseo prima ancora che si accorgessero che c'era. Allora, su questi 4 casi e sulle questioni che pongono diversamente, io sono pronta a dare il microfono a chiunque voglia intervenire per ottenere chiarimenti, risposte ai dubbi o che sia. Dovete averci... Adesso avete sentito, adesso bisogna alzarsi in piedi. Ecco, Francesco, ognuno ha i suoi ruoli, se li piglia.
Non vorrei sembrare... Dunque, intanto ho ascoltato con interesse le relazioni e devo dire che in modo particolare non è un caso che mi ha interessato molto l'intervento di Grassa Felipe. Perché dico questo? Perché vengo dalla Puglia, come sapete, e già Emanuele ha capito, e ho pensato, dico, perché non porto Grassa Felipe a Taranto? E non la porto a parlare all'Ilva, a questi operai, in queste situazioni, perché poi le cose nascono così. E mentre lei parlava, io ho mandato una mail alla vicepresidente per dire guarda che qui, perché proprio io sabato stavo parlando in un convegno a Monopoli di questa questione. E allora dico, siccome mercoledì sarò in regione, se Grazia Felipe, come dire, ci dà questa opportunità, poi eventualmente ci possiamo sempre tenere in contatto, io posso eventualmente verificare la fattibilità e mi piacerebbe che tu venissi, ci diamo del tu, che tu venissi in Puglia per presentare questa esperienza di Seixal che mi sembra possa aprire degli scenari. Poi è chiaro che le realtà sono completamente diverse, anche se poi Taranto, Seixal mi sembra che è un quartiere di Lisbona, ho capito male? Sì, insomma, traguardano, sì, insomma, quartiere Tamburi di Taranto, non so chi lo conosce di voi, ma insomma, quando vedevo quelle immagini, no, che lei ha fatto vedere alla fine mi sembrava un po' il parco minerario del... Sì, vabbè, insomma, però si può iniziare, no? Un percorso di ecomuseo in una realtà così complessa come quella degradata di una città come Taranto. E quindi l'invito, più che una domanda, la mia è una riflessione. Intanto complimenti a tutti e quattro per le esperienze che avete portato. Quella tua mi ha particolarmente impressionato perché ho ricordato questa piaga che è costituita da Taranto, non per noi Puglia, ma per l'Italia. Forse anche altre realtà costituiscono, ecco, Piombino, ma penso anche a Margherita Savoia, Porto Marghera, Manfredonia, Brindisi, tanto per capirci, cioè ognuno poi ha i suoi cadaveri di un'industrializzazione degli anni 60, quando siamo fuggiti dalle campagne per andare tutti a lavorare nelle grandi industrie. Adesso sono un problema riconvertire queste grandi aree metropolitane. Su questo tema delle aree industriali metropolitane io credo che gli ecomusei abbiano davanti delle praterie, nel senso che ci potrebbero essere veramente un futuro molto interessante, oltre ovviamente a quelle altre situazioni che abbiamo conosciuto e che conoscevo anche già abbastanza. Emanuele, ho fatto io, scusa. Prego. Dichiaratevi se non avete parlato stamattina. Buonasera, sono Nadia Carestiato, io mi occupo di ricerca e sviluppo locale e grazie a tutti i relatori per le presentazioni molto interessanti. Mi incuriosiva, se possibile, approfondire alcuni aspetti legati alla partecipazione che avviene appunto al Museo del Fiero Mondo e in particolare quelle fasi che erano state indicate, una in particolare che nella traduzione, nelle slide, era "scava lì dove sei", che però non è stata ben esplicitata, perché appunto al di là degli aspetti specifici che ha questo museo molto particolare, molto interessante, può essere utile anche per altri contesti, altre realtà, anche al di fuori degli ecomusei, a prescindere appunto da questo. Grazie. Complimenti. Una domanda, e credo che sia un po' la caratteristica di molti ecomusei. Nel momento in cui entra in crisi un complesso industriale, entra in crisi un territorio e si pone la domanda cosa succede adesso in questo territorio, è il momento in cui quella popolazione, quell'insieme di persone si interrogano e danno una svolta, nasce un ecomuseo. E ho visto che nel caso del collega dell'Alta Savoia
una generazione di persone che potevano essere disoccupate hanno dato vita a un ecomuseo, così come l'ecomuseo del Fieromondo ha dato vita a un ecomuseo, così come il complesso minerario ha dato una svolta ad una situazione. Ecco, c'è stato un passaggio in cui si è parlato di nuove generazioni ed è sicuramente la nuova generazione digitale, ma il quesito che abbiamo come tutti quanti gli ecomusei è la generazione che in un qualche modo ha fatto nascere l'ecomuseo e che ha dato una risposta ad una crisi territoriale. Quando dovrà consegnare questo patrimonio alla generazione che viene dopo? Come avviene questo tipo di consegna? Perché questo tipo di consegna può avvenire in tanti modi e se avviene in un modo per cui la nuova generazione non si sente altrettanto protagonista all'interno dell'ecomuseo o non trova il suo modo di essere protagonista, l'ecomuseo rischia di diventare un contenitore come tanti musei oggi. Non so se mi spiego, cioè diventa un museo con delle collezioni, mentre invece ciò che distingue un museo da un ecomuseo è che esiste un insieme di persone che lo fanno vivere diversamente, lo fanno vivere attraverso una partecipazione e una serie di progetti di sviluppo locale. Allora, quando finisce quella generazione che gli ha dato vita e gli ha dato una voce, gli ha dato un processo, se non c'è un'altra generazione che non fa la stessa cosa ma vuole fare un altro progetto, cosa succede a quell'ecomuseo? Ecco, questo è il quesito che abbiamo tutti. Io non so se il vostro ecomuseo in questi passaggi, diciamo così, nel rapporto con le nuove generazioni è riuscito a dare una svolta. Ogni tanto giaccio, ma Allora, buonasera a tutti, sono Angelo Valerio dell'Ecomuseo dell'Agropontino, vicino Roma. Volevo fare innanzitutto ringraziarvi e fare i complimenti per il lavoro svolto, perché è importante e determinante. Una domanda per tutti, perché è un dubbio che ho anche io, un po' seguendo quello che ha detto Nerina. Cioè, alla fine, da questi ecomusei, che bilancio sociale abbiamo? Cioè, che ricaduta sociale avete avuto voi come esperienza nei vostri ecomusei? Perché poi è un dubbio che ho anche io, che devo verificare poi sul campo. Io penso che qui sia proprio un po' il nocciolo, a mio modesto avviso, il nocciolo della questione ecomusei, anche del discorso che stiamo facendo oggi. Cioè andare a capire effettivamente che tipo di ricaduta sociale poi ha avuto nella vostra esperienza e che cosa ci facciamo noi come domanda, che risposte cercheremo di dare per il futuro da questo workshop. Grazie. Ci sono altre questioni? No. Allora io rifaccio la domanda correttamente a Graca. Tu hai parlato di patrimonializzazione. Questo termine a me è molto caro perché secondo me è la patrimonializzazione, il processo attraverso il quale si arriva, c'è chi l'ha chiamato affezione, però è il processo che porta all'ecomuseo. Vero, no? Cioè quando sia le istituzioni sia la popolazione locale di un territorio, non tutta, con visioni diverse, decidono che per un verso, per le istituzioni, patrimonio significa una cosa, e credo che stamattina l'abbiamo un po' sondato, no? Per l'altro verso, da parte dei locali, patrimonializzazione vuol dire accidenti, ho scoperto che questa cosa ha un valore per me. Quindi, come diceva Hugues stamattina, l'abitante è proprietario e fruitore, si rende conto a quel punto lì, quando ha compiuto il processo di patrimonializzazione. Perché è successo? Io vi posso fare, però non so se era questo che intendevi,
ma penso che quando c'erano gli operai davanti alla fabbrica fotografati, a quel punto, dandoti le fotografie, loro hanno capito che quella cosa aveva un grande valore per loro. Purtroppo, per esempio, faccio un caso, in Italia moltissimi pezzi di territorio sono stati venduti. Non importa a chi, non importa come, non importa in quale momento. Dopo la vendita, quando generalmente persone che vengono da fuori, cioè stranieri, hanno costruito la bellissima casa, fatto il parco, chiuso quella zona, la gente del luogo ha detto: guarda che cosa avevamo e l'abbiamo svenduto per 4 lire. Cioè si è resa conto di aver depatrimonializzato. Questo nel caso della vendita, nel caso della Ilva che citavano prima è molto peggio, cioè è un territorio, massacrato da tanti punti di vista. E condivido quello che diceva Roberta stamattina. L'abbiamo massacrato noi, perché le comunità siamo noi, non è che siano Pinco Pallo, no? Siamo stati noi. Ecco, il processo di patrimonializzazione, se è quello che tu descrivevi, esattamente è il sogno dell'Ecomuseo, no? È il momento per arrivare a un progetto vero. Allora, mi hai già risposto facendo di sì. Adesso dovete rispondere a tutti gli altri, se non ci sono altre domande. Si. Bon, je réponds très synthétiquement et après, peut-être on pourra reparler sur cela. Pour moi, la patrimonialisation, et ça je le dis enfin un peu parce qu'on sait bien que le terme est de plus en plus utilisé et travaillé, etc. Mais en répondant tout directement, le terme, pour nous, l'Écomusée, on l'a commencé à utiliser vers 2000 et c'était la patrimonialisation, c'était tout ça. Donc, ce n'était pas suffisant, la reconnaissance, c'était nécessaire, mais pas suffisante la reconnaissance de la communauté, c'était nécessaire qu'il y avait un plan et qu'il y avait un compromis pour une utilisation de ces éléments patrimoniaux. Allora, il termine di patrimonializzazione ha cominciato ad essere utilizzato dagli anni all'Ecomusée, 2000, sì, nell'Ecomuseo, e si intendeva tutto ciò che si è detto. Era necessario ma non sufficiente il riconoscimento da parte della comunità del patrimonio e comprendeva mi sono già persa. Un plan, sì, una programmazione, una pianificazione per una riutilizzazione di questo patrimonio e il compromesso con le autorità. C'était pour cela aussi que malgré que je ne crois pas à l'utilité en général du classement du patrimoine, dans un certain contexte, on trouvait important aussi la composante, la particularité, parce que, enfin, dans le contexte, je ne vais pas expliquer tout à fait, mais ça a été un élément important, le classement. Mais pas suffisant, encore une fois, dans des cas où il y a eu le classement, mais pas tous les autres éléments, rien s'est passé avec ce patrimoine. Donc, on peut aussi parler de dépatrimonialisation, s'il faut, parce qu'il faut
plusieurs éléments et il faut vraiment, j'insiste, à mon avis, et ça je le pense encore, il faut un compromis, mais une dynamique, un processus. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Hugues. Il faut assumer et vivre le changement avec créativité, avec des compromis, toujours avec des conflits aussi, mais envisageant que les choses ne restent pas seulement pour un usage esthétique, etc. Il faut tout... Excuse. Je crois qu'on va la patrimonialiser. Oui, je crois. Credo che tornerò a casa con il cervello completamente fuso. Anche per quanto riguarda la catalogazione c'era l'aspetto di necessità, ma non è di nuovo sufficiente. Ci servono tutta una serie di elementi perché si possa parlare di patrimonializzazione, oppure se non bisogna parlare al plurale di patrimonializzazioni per prendere in considerazione tutti i vari effetti. Poi c'è un altro aspetto che una volta effettuato questo processo non è sufficiente, deve rimanere un processo in movimento dinamico e lì ritornava a osservazioni espresse da Hugues de Varine su questo processo dinamico, questa continua trasformazione e evoluzione che deve essere seguita, non un qualche cosa che finisce e rimane a sé. Et ça, pour répondre et passer à mes collègues, je réponds à mon avis à Nerina que, évidemment, je suis préoccupée avec le futur, aussi parce qu'il s'agit des investissements considérables et des expectatives très hautes de la part des personnes, soit des personnes qui travaillent depuis des décennies dans ces projets, soit des populations, soit parce qu'il s'agit des politiques publiques, municipales, etc., etc. Bon, ça nous prendrait pour divers aspects. Mais en te répondant, je crois que chaque contexte, chaque situation va suivre un chemin différent. Et à mon avis, en parlant par exemple de Seychelles, je suis absolument sûre qu'il y a des projets qui vont être abandonnés et d'autres qui vont être suivis. Et ça encore, tu peux... Per rispondere a un'altra domanda sulle preoccupazioni per il futuro, anche in questo caso c'è effettivamente da preoccuparsi per le grosse risorse che sono necessarie e anche una preoccupazione per quanto riguarda quelle che possono essere le aspettative per capire se si riuscirà a rispondere a queste aspettative della comunità, delle autorità. Bon, tandis que la traduction était faite, je pense à une comparaison un peu bizarre, mais on voit qu'on reconstruit en 2013 un château que je ne sais pas exactement de quelle époque, mais on le construit même si quelqu'un est d'accord, d'autres peut-être le trouvent un peu particulier, je ne sais pas, mais je crois que c'est le même pour nos écomusées, nos collections écomuséales. Je crois qu'il va arriver des moments où les nouvelles générations peuvent se revoir dans ça, et d'autres, c'est sûr qu'ils ne vont pas comprendre
pourquoi on l'a fait. Mais quand même, on utilise le concept musée et je crois qu'évidemment, on craint toujours cette question essentielle. Quand on crée un musée ou quand on commence une collection, peut-être on croit, moi je ne crois pas absolument à ça, que pour toute la vie, la collection va exister, que pour toute la vie, toutes les générations vont suivre le même concept. Et je crois que non. Pas seulement donc le problème pour les écomusées, mais je crois que ça serait très bien d'un point de vue anthropologique, sociologique, pour quelques-uns de ces projets qui ont des expectatives tellement hautes. Parce qu'on parlait ce matin, parfois il semble qu'on croit qu'on va sauver le monde à travers les écomusées. Et ça, je crois que ça serait bien intéressant de travailler encore d'une façon structurée sur le bilan social de tout cela. Parce que quand on essaie de faire, très modestement, quand je le dis, mais on essaie de faire toujours une certaine autocritique, évaluation, etc. Mais je crois qu'il faut faire vraiment un autre travail. Et pour terminer, Francesco, oui, on pourra bien parler sur la sidérurgie, parce que je n'ai pas raconté, il y a toute une autre histoire à Seychelles aussi. La sidérurgie à Seychelles, c'est la seule sidérurgie au Portugal. Et après 12 ans, elle a été aussi classée monument d'intérêt public. Mais la sidérurgie, c'est propriété de l'État. Et donc, pour nous, l'écomusée, on est dans le projet et on peut très bien, parce que c'est vrai aussi que quand je suis revenue 2011 à Seychelles, ils m'ont aussi rendu le projet, le problème sidérurgie. On peut bien parler. Cerco di riassumere le varie risposte. Allora, dava come esempio il fatto di aver visto un cartello che parlava nel 2013 della ricostruzione del castello e dava questo esempio per dire che sì, effettivamente le future generazioni, ci sarà qualcuno che forse ha capito lo scopo di questa ricostruzione, ma ci sarà anche qualcuno che non lo capisce tanto. Quindi quando si parla di concetto di museo bisogna sempre prendere in considerazione che ci sono alcune persone che ne capiscono lo scopo e altre che possono avere delle perplessità. Naturalmente chi lavora su questi progetti deve mantenere l'entusiasmo e deve contare sul fatto che il tutto abbia un seguito, ma nello stesso tempo senza farsi troppe illusioni, perché in certi casi si può avere l'impressione che gli ecomusei salveranno il mondo, quindi bisogna rimanere realistici, se ho capito bene. L'importante è fare delle evaluazioni per quanto riguarda il bilancio sociale, essere capaci di fare anche autocritica. Poi l'ultima parte della risposta riguardava invece la questione specifica della siderurgia. Quando c'è stata la presentazione sul sito di Seychelles si è accennato al fatto che era coinvolto anche un impianto siderurgico, ma non se ne è parlato. C'è questo sito che presenta delle difficoltà, perché naturalmente c'è lo Stato che è proprietario e quindi degli aspetti complessi da prendere in considerazione, ma è un argomento che può essere approfondito a parte.
la sidérurgie est toujours active, mais la production, tu connais la sidérurgie, le haut fourneau, donc la production avec les matières premières, c'est fini, c'est fini. Et donc, ce qui était classé, c'est pas peu de choses, donc la partie de l'eau fourneau et du processus de production par la voie intégrée. Mais c'est vrai que dans l'inventaire du patrimoine industriel, les travailleurs, on a fait plus de 120 interviews, on a travaillé 2 ans sur le terrain, et c'est vrai que le projet est apparu aussi, que l'Écomusée a préparé la proposition de classement, c'est à nous, enfin, et que les travailleurs ont revendiqué la muséalisation de l'eau fourneau. Hugues connaît très bien parce qu'il était là à un moment où... Oui. Quindi l'impianto è ancora attivo, ma è stata fermata la parte dell'altoforno che è diventato ecomuseo. Lì c'è stata una partecipazione attiva dei lavoratori, sono state fatte 120 interviste, 2 anni di lavoro sul campo, lavoro anche di catalogazione e insomma il progetto riguarda sì appunto l'altoforno, tutta la parte dell'altoforno. Oui, ma réaction par rapport à la patrimonialisation, souvent on associe le mot de patrimonialisation à quelque chose de figé, de non réversible pour l'éternité. Moi je crois au contraire que la patrimonialisation c'est une étape. Ça peut être une étape dans la prise de conscience de la population, de l'existence d'un patrimoine. Et après, le patrimoine peut revivre à nouveau, évoluer. Donc la patrimonialisation peut être nécessaire dans la prise de conscience. Et je pense que ça rejoint aussi la question de la transmission des écomusées. On a envie que ces écomusées ils durent indéfiniment. Mais ils sont comme le patrimoine, ils sont vivants. Et s'ils sont vivants, ils sont donc mortels. Et je crois qu'on a de la peine à accepter que ce dans quoi on a investi, tout d'un coup, puisse mourir. C'est comme dans la vie, mais ça, je crois qu'il faut l'accepter, puisque c'est peut-être aussi l'occasion d'une renaissance. Et là, je rejoins la question des jeunes. Pour qu'il y ait de nouvelles idées, qu'ils se saisissent de ce qui a pu exister avant, il faut quelque part qu'il y ait une mort, pour une renaissance. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais animateur socio-culturel avec des groupes de jeunes et les foyers de jeunes. À chaque génération de jeunes, ils cassaient le foyer que les autres avaient patiemment construit, aménagé, etc., pour refaire autre chose. Et donc je crois que c'est dans la logique de la vie, tout ça. Et si on patrimonialise, c'est peut-être aussi une réponse à nos propres peurs, à nous-mêmes, face à l'avenir. Et peut-être que la crise va nous aider, peut-être à réinventer de nouvelles choses, à aller de l'avant. Et moi j'ai assez confiance. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir envie de brûler les collections, enfin, pour dire... et si je faisais ça, enfin au figuré, hein, vous imaginez bien, mais si je faisais ça, je m'obligerais à repartir sur quelque chose. Voilà, enfin c'était pour répondre, je ne sais pas si je réponds un peu à vos questions, donc je crois qu'il faut être quelque part optimiste et puis essayer d'inventer de nouvelles choses, de laisser derrière nous ce qu'on a fait et puis repartir toujours avec de nouvelles idées ou de nouvelles choses. Alors, on n'est pas tout à fait dans la transmission, hein, mais peut-être pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait des ruptures. Pardon, dois traduire. No, ma... Sì, meno male che prendo appunti. Allora,
quando si parla di patrimonializzazione, secondo lui è indispensabile nel momento della presa di coscienza. E poi se ci si ferma invece sull'aspetto della trasmissione di quello che è stato patrimonializzato dall'ecomuseo, bisogna considerare che questo è materiale vivo e se ci basiamo su quello che succede nella vita, tutti gli esseri viventi sono destinati a morire e quindi anche questi organismi vivi possono essere mortali e d'altra parte molto spesso una rinascita avviene, nascono nuove idee proprio perché c'è stata una conclusione precedentemente. Questo ha avuto l'occasione di constatarlo durante le sue attività di animatore socioculturale, quando passava l'attività da una generazione all'altra, i giovani che entravano in questo centro che era utilizzato per i ragazzi, al solito volevano distruggere tutto quello che avevano fatto i ragazzi precedentemente e ricreare un ambiente nuovo per loro stessi, quindi un continuo fare e disfare. Tant'è che qualche volta si è interrogato, naturalmente senza arrivare all'atto stesso, ma si chiedeva cosa succederebbe se io eliminassi, bruciassi tutto il materiale accumulato fino adesso per ricominciare con qualcosa di nuovo, perché ogni tanto ci si può anche chiedere, porre delle domande di questo tipo. E infatti la crisi attuale potrebbe essere anche un aiuto per un reinventarsi, quindi bisogna rimanere ottimisti e bisogna pensare che la trasmissione va vista in un processo di cambiamento e continua evoluzione. L'applauso era non solo per Roger ma anche per la traduzione, perché credevo che non ce l'avrebbe mai fatta. Alessandra, dovevi rispondere? Sì, una cosa molto veloce, anche perché in parte mi sembra che comunque sia stata anche un po' già detta, o appunto riprendendo questo concetto, l'idea della patrimonializzazione, però appunto era un po' una micro risposta, ora scusa visto che siamo un ecomuseo molto giovane sarà una risposta piccola, però appunto sulla domanda che facevi appunto su quali sono le conseguenze, le ricadute, scusami, più che le conseguenze sociali, sì, certo, a livello sociale, ma appunto è un abbozzo di risposta, perché chiaramente insomma è una domanda molto grande che penso che richiederebbe insomma ben più di questo momento così di conclusivo. Però la prima cosa che mi viene in mente sicuramente è quella appunto della conoscenza, in questo senso dico, che è già un po' stata forse accennata prima, cioè, e mi veniva in mente appunto legata ad alcuni dei percorsi che molto velocemente ho illustrato prima, in particolare che so proprio quelli su questi luoghi, queste memorie più nascosti, no? Che so, dei bunker, proprio di luoghi che sconosciuti veramente a tutti, quindi forse proprio un po' la ricaduta in questo caso è forse anche legata proprio alle specificità del nostro territorio, in cui appunto la ricchezza, la stratificazione territoriale, sociale eccetera porta veramente a una tale ampiezza di storie, di patrimoni, di vissuti eccetera, in cui appunto il rischio, no, di perderli forse, non lo so, ma è ancora maggiore, no, rispetto ai contesti non fortemente urbanizzati. Quindi ecco, fare qualche cosa, no? Appunto aumentare la conoscenza a tutti i livelli appunto della cittadinanza e istituzionale eccetera, la conoscenza di luoghi e quindi di tutte le storie eccetera, ecco, quella è una prima cosa che mi viene in mente, è una semi-risposta, ecco. Grazie Alessandra. Grazie, dunque stiamo chiudendo e per fortuna dirà qualcuno. Ho visto che qui alle mie spalle c'è un pezzettino
visibile di affresco coperto dal telo in cui c'è scritto Opus Factum Est. Non facciamo i giganteschi e gli smargiassi, però un pezzettino di strada oggi secondo me l'abbiamo fatto molto, molto bene, ce lo siamo goduto sentendo le prospettive diverse che vengono fuori da ciascuno dei relatori che hanno parlato stamattina, da ciascuno degli operatori relatori che hanno parlato oggi nel pomeriggio. A me dispiace perché mi farebbe piacere chiedere ancora tantissime cose e sono certa che anche voi avete voglia, magari privatamente, magari a 4 occhi o a 6, non so, di chiedere. Ecco, però indipendentemente da quello che chiederete, io mi sento davvero di ringraziare tantissimo voi che avete partecipato, ci siete stati, avete fatto i vostri interventi, Maurizio e Telka che ci hanno dato questa possibilità di ragionare, di farci girare un pochino di nuovo le rotelle. Perché a volte serve essere stimolati a ripensare, no? E il pensare collettivo a confronto non è mai la stessa cosa che pensare a casa propria seduti a un tavolino, non c'è dubbio. Quindi grazie di questo, grazie molte alle esperienze del pomeriggio, di nuovo grazie infinite al nostro Hug che è sempre, insomma, è spesso con noi, vorremmo che ci fosse sempre, no, ha detto che c'ha una dose eccessiva da italianità, grazie comunque e grazie a tutte le persone che ci sono state e che ci saranno domani. Io vi saluto invece stasera perché domani non ci sarò, mi dispiace, però Maurizio mi ha già detto che è tutto filmato, quindi mi metto lì e anche se non partecipo fisicamente posso partecipare in via successiva. Grazie davvero a tutti.